Buonasera, buonasera a tutti. La storia della nostra Italia ci emoziona sempre. Rileggere i sentimenti e le vicende dei nostri nonni e bisnonni risveglia un nostro senso di appartenenza profondissimo. Un senso profondo per questa nostra nazione, teatro non troppi anni fa di battaglie e sacrifici umani immensi. Il tutto senza la polvere della retorica. I traumi della Grande Guerra, quelle generazioni, li hanno custoditi nei loro cuori. Tutti volevano l'Italia unita, tutti sognavano l'unità e la voglia di essere finalmente un unico popolo. Simbolo dello strazio della Grande Guerra, delle deportazioni, delle violenze, delle privazioni e delle vite spezzate, è il Milite Ignoto. Un monumento voluto per ricordare l'abnorme sacrificio umano dei primi italiani. Buonasera alle autorità militari, civili e buonasera a tutti gli amici dell'Ambima, del Friuli Venezia Giulia. E io a sipario chiuso farei un bellissimo applauso ai giovani eroi che abbiamo alle spalle. Come sempre quando i giovani vengono chiamati rispondono. La banda giovanile regionale Ambima, con questo concerto Milite Ignoto cittadino d'Italia, conclude di fatto un percorso iniziato nel 2015, voluto proprio dall'Ambima per ricordare l'inutile strage, come ricorda Papa Benedetto XV, che ha tanto segnato proprio la nostra terra, la nostra regione. È un percorso importante che l'Ambima giovanile ha percorso, sempre portando avanti il tema dell'inutile strage. 3 grandi gli eventi. Re di Puglia la leggenda, al Sacrario di Re di Puglia, da Caporetto al Piave, al Sacrario militare del Verano in Roma, e Guerra di Pace, Campana dei Caduti a Rovereto e nella Basilica di Aquileia. Tutto questo ha messo in mostra l'eccellenza, la cifra stilistica dell'Ambima giovanile del Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale si ricordano, immaginano, vedono questi nostri giovani come un qualcosa di professionalmente, musicalmente di elevatissimo livello. Il concerto dedicato al Milite Ignoto di questa sera indagherà la società e le conseguenze che si sono create in quei 4 anni che hanno sconvolto l'intera Europa. La vittoria mutilata e le nefaste conseguenze politiche. La pietas, nell'eccezione del rispetto e soprattutto della comprensione per l'altro, e la spes, la speranza legata alla responsabilità civile e morale del cittadino che ha raccolto i frutti del sacrificio di migliaia di vittime. Ci sarà un caleidoscopio di colori sonori, partendo da un omaggio al Milite Ignoto, che si svilupperà attraverso brani di Rossini, Verdi, Reed, Ledda, poi ce n'è uno all'inizio di Marco Somadossi che è il direttore, ma l'applauso glielo facciamo fra un po' perché adesso apriamo il sipario e questa è la banda giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia. Partiamo proprio da un brano che rappresenta la Grande Guerra, è la leggenda del Piave. Ci racconta in 5 punti le condizioni della vita degli alpini, la grande nostalgia di casa dei giovani militari, il tremendo senso di solitudine, l'angoscia e soprattutto in quelle trincee che non avevano colore, che erano buie, che avevano un odore acre di morte, la morte. E allora la leggenda del Piave, l'arrangiamento del maestro Marco Somadossi, direttore dell'Ambima regionale del Friuli Venezia Giulia. Marco Somadossi.
La leggenda del Piave. Il senso di appartenenza, che certo non si intona con prudenza. A scegliere le spoglie del soldato sconosciute, destinate idealmente a rappresentare i 650.000 caduti, fu la madre di uno di loro, Maria Bergamas. Fin da bambino, ammiratore di Mazzini e mosso da quegli ideali repubblicani che puntavano verso la liberazione dell'Italia, Antonio Bergamas era però iscritto nelle liste di leva dell'esercito austriaco, viveva in quel di Trieste che allora era Austria, impero austro-ungarico. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, però, nell'ottobre del 1914, il giovane Antonio disertò e nel maggio del 15 si unì alle file italiane diventando sottotenente della brigata Barletta. E questa in sintesi è la lettera che scrisse la madre per spiegare la sua scelta. Questa è la scelta di Antonio. Domani partirò per chissà dove, quasi certo per andare alla morte, ma quando tu riceverai questa mia, io non sarò più. Forse tu non comprenderai questo, non potrai capire come, non essendo io costretto, sia andato a morire sui campi di battaglia. Perdonami dell'immenso dolore che io ti reco e di quello che io reco al padre mio e alla mia sorella, ma credilo, mi riesce 1000 volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro, per la patria mia naturale, che il morire laggiù nei campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una patria che non è mai stata la mia e che io odiavo. Addio. Addio mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio, se muoio coi vostri nomi amatissimi sulle labbra, davanti al nostro carso selvaggio. Si arruolò sotto falso nome come Antonio Bontempelli sul Monte Cimone di Marcesina, sull'altopiano di Asiago,
E durante lo scontro, conosciuto a tutti come la spedizione di primavera, fu colpito a morte da una mitragliata. Inizialmente le sue spoglie si trovarono assieme a quelle degli altri soldati caduti in un piccolo cimitero di guerra che venne successivamente distrutto durante un bombardamento, facendo così risultare tutti dispersi. Il corpo di Bergamas, come quello di molti altri, non venne mai più ritrovato. Ci aiutiamo per continuare con una bella frase di un filosofo francese che dice: la vita è in parte follia e in parte prudenza, che non faceva rima con senso di appartenenza, sicché parlarne solo con lo stile regolare e ordinato è perderne più di una metà. Così un grande autore italiano, Gioachino Rossini, questa follia la ricerca e la corteggia, la prepara, la organizza, generando una musica originalissima che mai nessuno prima di lui aveva neanche lontanamente immaginato. Una musica che mandava letteralmente in delirio gli spettatori, loro malgrado coinvolti in una sorta di irrefrenabile delirio collettivo. Una musica capace di annullare d'un colpo le nostre aspettative logiche e morali, spalancarci le porte di un mondo diverso dal nostro e molto, molto più allegro. Allora, nella trascrizione di Puscetto ci ascoltiamo la sinfonia da L'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini e invitiamo il maestro Marco Somadossi.
Proseguiamo con la scelta di Maria. Maria Bergamas, nata nell'antica contea, quel di Gradisca, di Alte Gramschaft, dovette scegliere il corpo di un soldato da porre al centro dell'altare della patria, presso il Vittoriano, per onorare tutti i caduti della Grande Guerra. L'idea era stata proposta un anno prima da Giulio Doucet, un generale, e finalmente con il capo del governo, al governo un socialista riformista come Ivanoe Bonomi, come riporta la cronaca, affida al ministro della guerra Luigi Gasparotto il compito di creare una commissione di 9 membri che dovrà cercare 11 corpi certamente non identificabili, tra i quali scegliere appunto il soldato da tumulare nella capitale dopo la cerimonia prevista in quel di Aquileia. I 9 sono chiamati a giurare che mai avrebbero rivelato i luoghi dove avrebbero raccolto le salme. Poi avviano le ricerche nei campi principali delle battaglie: Rovereto, fra le Dolomiti, sul Grappa, sul Montello, sul Piave, nei Camposanti intorno a Cortina, a Udine, sul San Michele presso Gorizia, nel vallone della Castagnavizza, sul Carso e infine sulle foci del Timavo. Si trattò veramente di un giorno che passò alla storia. Il tenente Augusto Tognasso, che era uno dei 9 giurati, così lo ricorda. Rimasta sola, la povera mamma parve smarrirsi. Poi, guardando in alto, come implorare l'aiuto di Dio, e voltato uno sguardo alle altre mamme, si diresse tremante verso i feretri. Giunta dinanzi al penultimo, mamma Bergamas non resse. Le gambe le si piegarono e lanciò un grido acuto chiamando per nome: Antonio, Antonio! E cadde ad abbracciare quella bara. Quello era il milite ignoto. Di colpo la chiesa fu tutto un grido, un singhiozzo. Il freddo cerimoniale che prevedeva la scelta del feretro mediante la deposizione di un fiore sopra la bara era stato buttato all'aria dalla commozione. In quel momento ogni mamma e ogni vedova poté sperare che il prescelto fosse il figlio o lo sposo. Le altre 10 salme rimasero in quel di Aquileia. Però adesso ci affidiamo ancora una volta alla musica, perché come dice Stendhal, la musica fa dimenticare tutta la tristezza. E si parlava di cifra stilistica e di personaggi veramente straordinari. Oggi abbiamo un giovane virtuoso che verrà armato pacificamente del bombardino, in realtà è l'eufonio, il flicorno basso, uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli ottoni e alla sottofamiglia dei flicorni. Però la parola greca che mi ha colpito significa bel suono. Giacomo Makoric è un giovane fenomeno di respiro mondiale, laurea con lode per talento della musica, e ci rallegrerà, ci farà così non dimenticare, ma sottolineerà con il gesto e la qualità della sua musica questo momento di racconto del milite ignoto, proprio con una fantasia dedicata all'Euphonium e alla banda sul tema del Rigoletto di Giuseppe Verdi, che non dobbiamo dimenticare fu osteggiato proprio dagli austriaci, dalla censura austriaci, nel momento in cui venne presentato come la stessa sorte prima il dramma di Victor Hugo. Quindi un applauso per Giacomo Makoric e il maestro Marco Somadossi, che arriveranno sicuramente sul vostro applauso.
Il grande valore di questo evento è raccolto in quel sentimento di amore profuso da quei giovani ragazzi che 100 anni fa immolarono la loro vita per un futuro nel quale non era ben chiara la strada da intraprendere. Giovani che oggi, a distanza di 100 anni, come allora, possono e devono essere le basi su cui progettare e rendere possibile un futuro sempre migliore. Gioventù e musica, un binomio inscindibile che esiste da sempre, che questa sera si dimostra ancora una volta attore fondamentale per ricordare, vivere, riflettere e tramandare. Gioventù, lo scrigno prezioso a cui affidare memorie e riflessioni su momenti storico-culturali che hanno portato la società di oggi a vivere in un paese pacificato e fondato su principi democratici. Gioventù, testimone principale di inclusività, di rapporti personali senza barriere, tra persone libere di poter coltivare il proprio spirito e i propri sentimenti. Gioventù che ci insegna che il diverso, l'altro, non ha più senso in un disegno di multiculturalità. Ciò non significa omologazione, ma rispetto delle differenze e delle singole libertà e diritti. La musica, veicolo di indiscussa capacità trasmissiva, capace di parlare alle menti e ai cuori, capace di far riflettere senza proferire parola, capace di raccontare senza dire, capace di sublimare quei valori presenti in ognuno di noi, secondo ogni personale coscienza. La musica arriva e parte dal cuore e dalla mente, ed arriva al cuore e dalla mente dell'altro, senza identificazione di genere, di razza o pensiero, lasciando all'altro la semplice intelligenza di cogliere. Servirà intelligenza dopo questi 2 anni per sviluppare coscienze e formare le future comunità. Intelligenza e visione che non possono esimersi dall'investire nella cultura, nella formazione e nel giusto riconoscimento di un ruolo, di un mondo, quello bandistico, foriero di tradizioni, coesione sociale, cultura di base e base di partenza per le eccellenze. Ambima Friuli Venezia Giulia e le proprie associate hanno sempre e costantemente orientato la propria attività ai giovani, all'inclusività e alla formazione di docenti e strumentisti. Abbiamo investito direttamente sui giovani con la progettualità Campus Musica Insieme, da cui è nata poi la realtà della banda giovanile regionale, e che la prossima settimana porterà all'inaugurazione della banda giovanile sinfonica nazionale, con ben 23 musicisti della nostra regione su 120 in organico. Frutto di sinergica progettualità sono le iniziative e gli eventi svolti negli ultimi 6 anni, confermando Ambima come agenzia culturale e diventando anche riferimento per progettualità nazionali. Questa sera dunque mi preme ringraziare la Zvezda Slovenski Godb per essere qui con il suo presidente Boris Selka. Dober večer, dobrodošli. Con loro cercheremo di costruire un percorso culturale, formativo e musicale per traghettare il nostro mondo verso e nella capitale europea della cultura, Nova Gorica, Gorizia 2025. Saluto e ringrazio inoltre la Regione Friuli Venezia Giulia con la presenza dei consiglieri regionali che sono qui questa sera, che da sempre fanno sentire la loro vicinanza e il loro sostegno alla nostra associazione. Il comandante delle forze operative Nord in Padova, generale in capo d'armata Roberto Perretti, ed il comandante delle forze operative terrestri di supporto in Verona, generale di corpo d'armata Massimo Scala, per aver accolto l'invito a presenziare a questo evento. Ringrazio i militari musicanti che questa sera sono qui presenti e rappresentano le 3 fanfare militari presenti nella nostra regione, e sono la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, la fanfara della Brigata Alpina Iulia e la fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri, unitamente ai rispettivi capimusiche e comandanti. Il comandante del 3° Reggimento del Genio Guastatori, colonnello Lucio D'Amico, l'amministrazione comunale di Udine con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Enrico Berti, i sindaci presenti qui a testimoniare il radicamento socioculturale delle nostre associate.
la rappresentanza Ambima nazionale nella figura del segretario nazionale dottor Romiti e di giunta nazionale Geometra Boldarino, la folta rappresentanza di Ambima regionale, nonché i molti presidenti delle bande della regione. La fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, nella persona del presidente dottor Nistri, per l'ospitalità e la grande collaborazione da parte di tutte le maestranze. Gli sponsor privati che ci hanno sostenuto e Leonardo Tognon, che ringrazio personalmente e che presenta e racconta questa serata. L'ultimo ringraziamento però, quello che mi prende il cuore, la mente e determina sempre in me grandi emozioni e aspettative per il futuro, va ai ragazzi della BGR, della Banda Giovanile Regionale Ambima Friuli Venezia Giulia. A tutti, anche a coloro che non hanno potuto trovare spazio qui questa sera per esigenze logistiche e di programma. Allo staff che li accudisce e li segue in ogni momento, al direttore Marco Somadossi per la sua profonda capacità di creare, interpretare e soprattutto pensare. Sono il nostro futuro, il futuro delle nostre famiglie, delle nostre associazioni, delle nostre comunità. Quel futuro garantito a noi da quei ragazzi oggi rappresentati da quegli ignoto militi che avevano forse la loro stessa età. Un futuro che potremo garantire ai nostri giovani solo se sapremo utilizzare nel modo migliore la nostra intelligenza, pensando, creando e sostenendo quei veri e propri presidi culturali e formativi quali sono le bande del nostro territorio. Grazie per essere qui e buonasera a tutti. Buon concerto. Grazie al Presidente dell'Ambima regionale. È un po' suggerito l'avvio della seconda parte, perché parla di gioventù e di musica, di gioventù ed arte. Oggi, prima di arrivare in questa splendida cornice del Giovanni da Udine, volutamente sono passato prima per Aquileia e poi per il Monte San Michele, per capire un po', per entrare, per vedere, per ricordare meglio quello che ha rappresentato la Grande Guerra, la cosiddetta Grande Guerra, che non fu sicuramente una guerra fra i popoli, ma una guerra contro i popoli. E facendo questa piccola deviazione o grande deviazione, mi è venuto in mente cosa il regista Ermanno Olmi ci raccontò nella presentazione del suo film Torneranno i prati, un film che dedicò al padre che, 19enne, fu chiamato al fronte, fu invitato e chiamato al fronte proprio sul Carso. E la sua dichiarazione che ho trovato era misurata ma molto chiara. Noi abbiamo compiuto un grande tradimento nei confronti di quei giovani e dei civili, delle milioni di persone che sono morte. Non abbiamo spiegato perché sono morti. Noi li abbiamo traditi e ora li celebriamo con fanfare e discorsi, ma se prima non sciogliamo il nodo di vigliaccheria e di ipocrisia, resteremo sempre in quella fascia neutrale che è già un tradimento. Poi richiama Albert Camus e dice: se vuoi che un pensiero cambi il mondo, prima devi cambiare te stesso. E fu l'ideale patriottico a portare lì quei giovani. Poi basta studiare le cronache di quel tempo per capire che in quella scelta la gioventù è la prima vittima di quella grande guerra. Allora, d'incanto, apriamo il sipario. Facendo un balzo in avanti, un anno esatto dopo la tumulazione del Milite Ignoto, c'è l'avvio della dittatura fascista in Italia. Ci sono dei virgolettati. Dopo un periodo di grandi tensioni civili, il 30 ottobre 1922, re Vittorio Emanuele III incarica Benito Mussolini di formare un governo di unità nazionale, che ben presto si caratterizzerà con soprusi e violenze. Una lenta e continua escalation di scelte
infami, sostenute e accettate per quieto vivere da una buona parte della popolazione, che ben presto porterà l'Italia ad un'altra tragedia di carattere mondiale. Il brano che andiamo ad ascoltare, Land of Freedom, Terra di Libertà, è una composizione ispirata alla storia di un ragazzo, siamo nella guerra successiva, che è poco più di un adolescente. Siamo nella primavera del 1944 e lui sente il dovere, la responsabilità di impegnarsi nella lotta di liberazione contro la dittatura nazifascista. L'anno scolastico sta terminando e uno studente del liceo lascia la scuola per aggregarsi alle truppe partigiane annidate sulle vette dell'impenetrabile Val Grande. Ha soltanto 16 anni. 16 anni, al collo il fazzoletto verde del Valdossola, in mano una pistola calibro 9 lungo, senza munizioni. Un ragazzo che fa dell'impegno civile uno scopo della propria giovane vita. Ed Onolli, questo è il suo nome, sopravviverà al rastrellamento del 29 agosto, una delle rappresaglie più sanguinose della lotta partigiana, per poi trovare riparo al crollo della Repubblica della Valdossola nella vicina Svizzera, nei campi di prigionia. Racconterà la sua storia e fedeli ai principi che animarono la sua scelta dopo oltre 65 anni di quei tragici eventi. Oggi Land of Freedom, brano composto dal maestro Marco Somadossi, è una libera interpretazione di questi fatti, a momenti leggera, a tratti sentita, a tratti profondamente tragica, ma è un omaggio a tutte quelle persone che hanno fatto la scelta dell'impegno civile, un tratto della propria vita, della propria vita, della propria vita. Marco Somadossi, la banda giovanile del Friuli Venezia Giulia, con Land of Freedom.
Riprendiamo un po' il viaggio. Dopo la scelta di Maria, il 29 ottobre del 1921, inizia il viaggio del Milite Ignoto verso Roma e spetta alle Ferrovie dello Stato questo trasporto. I macchinisti che si avvicendarono nel viaggio furono scelti fra i decorati di guerra e avevano delle disposizioni precisissime. Il convoglio doveva viaggiare a velocità moderatissima, offrendo così la possibilità ai cittadini di omaggiare il combattente ignoto. Per l'occasione quel convoglio contava ben 17 elementi. La bara venne assicurata in una cassa di zinco e in ulteriore di quercia. Il tutto fu adagiato su un affusto di cannone ricoperto da una bandiera tricolore, un elmetto e un fucile. Quel treno partì alle ore 8 da Aquileia e dopo diverse tappe a Roma, raggiunse Roma, Termini, alle ore 9 del giorno 2 novembre. Ad accoglierlo c'era re Vittorio Emanuele III, tutta la famiglia reale, i rappresentanti dell'esercito italiano, della Marina e della Guardia di Finanza. Da allora iniziarono le cerimonie per onorare quel soldato sconosciuto. Il re si avvicina al sottotenente Tognasso, indicatogli da tutti come il depositario del grande segreto del Milite Ignoto, per chiedergli se può confidare a lui, primo soldato d'Italia, in quale zona, non il nome, ma in quale zona fosse stato dissepolto lo sconosciuto militare. Sbatte i tacchi e: mi dispiace, maestà, ma io ho dato la mia parola, la parola di un ufficiale, nel mantenere il segreto su quale cimitero di guerra fu raccolta la salma. 100 anni dopo ha avuto luogo lo stesso viaggio su un treno della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano con una locomotiva a vapore. È un anniversario che è un vero e proprio monito per non dimenticare il dolore dei campi di battaglia, il costo troppo alto pagato con un prezzo della vita da tutti coloro che con onore e coraggio sono caduti in guerra, con un grande senso di responsabilità. Hanno scelto, hanno deciso, non hanno seguito la corrente, la massa. Sembra quasi studiato apposta il brano che andiamo ad ascoltare, che è Xenon del maestro Filippo Ledda, che ci racconta la storia di un gas nobile che non si adegua alla massa, ha un comportamento responsabile e non fa nulla per comodità, lo fa per scelta, scienza e coscienza. Allora ci ascoltiamo questo modernissimo Xenon del maestro Filippo Ledda con l'orchestra, perché è proprio un'orchestra, la banda giovanile del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Marco Somadossi.
Parlando con il maestro Somadossi, che è uscito adesso, si commentava l'affermazione di Ermanno Olmi, che diceva che la prima guerra mondiale, nell'intervista che ho citato anche prima, dice la prima guerra mondiale è stata l'ultima con tracce di umanità. Allora, trovare tracce di umanità in una guerra ci vuole veramente o grande fantasia o grande sensibilità. E poi il racconto segue e scopriamo che la prima guerra mondiale le trincee erano veramente molto molto vicine, tanto che in certi momenti le due parti parlavano e si scambiavano anche dei generi alimentari. C'era quasi un piccolo rapporto di amicizia che veniva troncato subito da un colpo di artiglieria che ne separava nuovamente i fronti. Attorno al Natale 1914 c'è stato proprio un momento di cessate fuoco spontaneo, tanto che la cronaca, ma anche un altro bel film francese, racconta che sul fronte tedeschi, scozzesi e francesi si dimenticarono per 2 giorni del conflitto per celebrare, festeggiare assieme la ricorrenza, con un monito, per non dimenticare che prima che soldati sono esseri umani. E il Natale ci aiuta poi a presentare il brano in scaletta proposto dalla banda giovanile del Friuli Venezia Giulia. A ridosso del 1944, per mettere un po' di pace tra l'Unione Sovietica, la loro Unione Sovietica e Stati Uniti, a Colorado, a Denver in Colorado, ci doveva essere una serata con della musica. E ad Alfred Reed venne commissionato un brano di natalizio russo, perché doveva essere inedito, il brano di Prokofiev era già stato ascoltato e quindi lui in 12 giorni riesce a comporre il brano e il 12 dicembre viene irradiato anche dalla radio, all'NBC, per una provocazione, perché Reed non compone un brano mieloso, un carol song americana dove sentiamo gli animaletti che corrono alla ricerca di Babbo Natale. No, si prende e va a studiare un brano ortodosso della liturgia ortodossa orientale russa. Bellissimo. È un tema che è intitolato Carol of the Little Russian Children, è un antichissimo canto natalizio e ha la bellezza assoluta di farci vedere attraverso la musica un paesaggio russo invernale. La chiama anche dilaniante, in realtà è un segno dell'umanità anche in questo periodo di Natale, nonostante le guerre. La banda giovanile del Friuli Venezia Giulia, il maestro Marco Somadossi, Russian Christmas Music.
È veramente una grande emozione vivere sul palco e dal vostro applauso anche seduti in platea, vivere l'emozione della musica di questa grandiosa orchestra, di questa banda giovanile del Friuli Venezia Giulia, che ci ha portato, e spero che questo possa farci ricordare un po' il Milite Ignoto in maniera diversa, anche con l'elevazione della musica. Eravamo rimasti penultimo intervento alla fedeltà del tenente Tognasso, che non
neanche di fronte al re svelò il cimitero, il luogo di provenienza. Oggi, magari passando davanti all'altare della patria, oppure in quella splendida immagine quando le frecce tricolori sorvolano Roma e c'è sempre l'inquadratura all'altare della patria, magari grazie anche, anzi la speranza è questa, a questo concerto con l'orchestra giovanile Ambima, che possa aver dato un segno diverso, ce lo farà ricordare in maniera diversa. La scelta di Maria, e nella scelta di Maria troviamo riassunti tutti i tratti simbolici delle commemorazioni. Nella sua figura umile ma fiera potevano immedesimarsi tutte le madri che piangevano un figlio donato alla patria, tutte le spose ormai vedove. Così scrivevano in quei giorni. Tumulata il 4 novembre 1921 con una cerimonia nel Vittoriano, al centro dell'altare della patria, la salma, scelta da Maria, divenne il milite ignoto, al quale venne conferita la medaglia d'oro. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria, simbolo dell'identità sconosciuta di migliaia di giovani senza nome, dispersi e caduti in battaglia. La banda giovanile del Friuli Venezia Giulia.
stato un concerto sentito da parte mia, ma pure da tutti i ragazzi. È proprio il compimento di questo percorso fatto, partito nel 2015, con quei importanti appuntamenti per ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale. E vi chiedo, vorrei concludere questo concerto nuovamente col canto degli italiani, il nostro inno, che è un inno straordinario e che fa sempre unirci in tutti i momenti. Il maestro Marco Somadossi e la banda giovanile del Friuli Venezia Giulia. Maestro.